Ed eccoci qui amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Continuiamo il nostro viaggio nel seguire il campionato mondiale di scacchi di Dubai 2021. Siamo alla 10ª partita oggi, ieri Nepo è reduce da una sconfitta per una blanderata, non si è reso conto di un colpo tattico, cosa molto rara a questi livelli, ma la pressione psicologica e tante altre cose sicuramente fanno la differenza. Tra l'altro immaginatevi un giocatore come Nepo che sta sfidando il campione del mondo, che fa, tra virgolette, chiamiamolo così, un errore da principianti, anche se non era poi così semplice da vedere. Immaginatevi poi tutti i giornalisti che gli fanno le domande: "Ma come mai quella mossa?" E se fossi Nepo direi grazie a sto... Comunque immaginatevi quindi la pressione che sta subendo Nepo. Adesso in questo 10° turno tra l'altro si ritrova anche a giocare col nero e noi sappiamo che a questi livelli altissimi col nero si aspira alla patta e col bianco si cerca di vincere. Tra l'altro spoilerò che la precisione di questa partita data da chess.com è di 99% per il bianco e di 98,9% per il nero. Quindi ragazzi, qui non stanno giocando due esseri umani, qui stanno giocando due computer. Detto ciò, prima di iniziare col vedere la partita, ti ricordo che il 26 e 27 di dicembre ci sarà il torneo online organizzato da Mattoscacco a 60 minuti più 20, quindi un torneo a tempo lungo ottimo se ti vuoi esercitare a giocare online, se ti vuoi esercitare a giocare a tempo lungo, a fare partite sensate, e lo potrai fare all'interno del nostro torneo. Giocherai in videochiamata contro il tuo avversario, ci saranno dei premi, coppe e tante altre cose che ti verranno spedite a casa per i vincitori, per coloro che arriveranno sul podio, quindi le iscrizioni sono aperte. In descrizione del video trovi il link col bando con tutte le informazioni del caso sul torneo. Ma adesso torniamo a noi. Carlsen apre con E4, E5, cavallo F3, cavallo F6, difesa russa. Questo tipo di difesa si sa di avere la fama di essere abbastanza pattaiola e quindi Nepo già subito svela il suo mazzo di carte e dice: "Senti Carlsen, facciamo che questa partita la pattiamo, poi alla prossima ci ripenso". Tuttavia Nepo non ha tante altre partite per recuperare, perché adesso siamo al 10° turno. Domani giocheranno l'11° turno, cioè oggi, perché voi vedrete il video oggi, quindi oggi giocheranno l'11° turno e si gioca al meglio delle 14 partite. Tenendo conto che Carlsen ha un vantaggio di 3 punti, siamo a 6,5 e 3,5, non ci sono troppe partite per fare il rimontone e c'è anche da considerare che Carlsen potrebbe chiudere questo campionato mondiale imbattuto contro lo sfidante. Sarebbe sarebbe un grandissimo successo per Carlsen. Andiamo a vedere. Cavallo per D6, cavallo D3, cavallo, donna in E2, donna in E7 e ora cavallo in F4. Su questa mossa di cavallo in F4, tieni conto che qui siamo in apertura, i giocatori non conoscono queste mosse a memoria, di più si sta giocando abbastanza blitz. Se vedi infatti il tempo qui a lato, puoi vedere che non hanno praticamente utilizzato il tempo in queste prime mosse, e mentre qui Nepo per giocare la prossima mossa si prenderà tanto tempo. Qui inizia a guardarsi attorno e dice: "Oddio, che cosa faccio?" Io non credo minimamente che lui non sapesse come continuare, ma stava valutando se giocare cavallo C6 o cavallo in F6. Ci pensa e ci ripensa e alla fine gioca cavallo in F6, ritirata di cavallo. A questo punto Carlsen lascia la tensione fra le donne, non prende nessuna decisione. Perché? Perché qui il giocatore che prende la decisione di cambiare le donne fa un piccolo favore all'avversario, perché gli permette di sviluppare gratuitamente un pezzo. Quindi le donne si guardano, va benissimo così. Tra l'altro si potrà anche decidere per un arrocco lungo, no? Se ci saranno le condizioni. D4. Carlsen da bianco ovviamente deve fare qualcosa, no? L'alfiere non si può muovere, la donna è qui, il cavallo per ora sta bene qui, quindi non c'era nessuna ragione per giocare in modo passivo di 3. Se fossi stato il nero, sì, va bene, ma da bianco bisogna essere aggressivi.
cavallo C6 e adesso questo cavallo attacca questo pedone che solitamente è difeso perché la donna sta in D1, adesso la donna non difende. E a questo punto si può giocare in due modi, si può giocare sia pedone C3 per sorreggere questo pedone e alfiere in E3. In partita la mossa che gioca il bianco è C3, ma andiamo a vedere come sarebbe potuta andare la partita per esempio con alfiere 3. Alfiere 3 sembra una mossa molto logica perché è una mossa che comunque sviluppa un pezzo e qui il nero ha a disposizione una mossa piuttosto strana che è G5. Sembra una mossa affrettata, non lo è se il nero riesce ad arroccare lungo, quindi questi pedoni diventerebbero poi veramente fortissimi contro il bianco e sembra che poi questo pedone è debole. Adesso questo cavallo si deve ritirare, questo pedone è catturabile, andare a giocare H6 oddio potrebbe creare parecchie debolezze, ma qui non si va a giocare H6 ma si gioca cavallo D5 minacciando l'alfiere che può catturare il pedone. La donna non può catturare questo alfiere perché è inchiodata, però ti faccio vedere che il nero riesce a recuperare tranquillamente il pedone perché dopo cattura questo pedone in D4 è indifeso, quindi cattura, anzi qui la posizione del nero non è mica male. Dunque torniamo indietro, abbiamo detto che su questa mossa non viene giocata alfiere 3 ma viene giocata C3, una mossa molto più solida. Anche le intenzioni di Carlsen sembrano abbastanza chiare, no? Senti, tu vuoi pattare, io pure. D5 per prendere un po' di spazio, giustamente. E ora D5 tra l'altro non solo mira a prendere spazio, ma crea anche un bellissimo avamposto per questo cavallo. Ricordiamoci qual è la definizione di avamposto. Un avamposto è un cavallo posizionato in quinta traversa per il bianco e in quarta traversa per il nero, dove questo pezzo è piazzato benissimo e per scacciarlo il bianco è costretto a fare delle spinte di pedoni che vanno ad indebolire la propria posizione. In realtà al momento il bianco avrebbe anche cavallo D2, quindi diciamo non è ancora un avampostone di quelli fortissimi. Cavallo D2, comunque si sviluppa un cavallo e si tiene la casa in E4 e ora Nepo si guarda attorno e gioca cavallo in D8. Una mossa molto coraggiosa, cioè siamo in apertura, portare un cavallo, non dico a casa, ma in ottava traversa è molto coraggiosa. È chiaro che l'idea di portarlo in E6, ed è anche vero che questo cavallo non ha alcun tipo di futuro lì dov'è, però cavallo D8 devo dire che è coraggiosa. Qui altre possibilità, cosa si potrà fare? Un alfiere G4 sembra essere anche interessante, avrebbe permesso a Carlsen di giocare F3. F3 aiuta a super controllare questo punto, scaccia l'alfiere che si deve ritirare, quindi tutto sommato magari andava bene anche al bianco. Invece cavallo D8 è la mossa che è stata giocata in partita. Cavallo F3 e dopo donna cambio, alfiere cambio, ti faccio vedere come la forza di due cavalli affiancati sia devastante. Guarda quante case vicine e centrali e anche non controllano questi due cavalli, veramente una bomba. Alfiere D6 non tanto per dare l'alfiere sul cavallo perché in questa situazione è ancora un po' prematuro, ma per liberare tutto per l'arrocco. Arrocco corto e adesso praticamente c'è l'unica colonna aperta in questa partita che è la colonna E e entrambi i giocatori devono lottare per il controllo sulla colonna. Questo alfiere è un po' di intralcio a questa lotta, dunque alfiere D3, torre in E8, torre in E1. Carlsen chiede un altro cambio di pezzi e Nepo non è che ha troppe alternative. Cavallo in E1, questo cavallo è a bordo scacchiera così come il cavallo in D8, quindi io c'ho un cavallo mal posizionato, anche il turno è da meno. Cavallo in E6 per cercare di riposizionare meglio, ma cavallo E6 crea contatto, quindi cambiamo. La fiera del cambio, Ghiri ha considerato questa partita una delle più noiose di sempre. Ora il computer consiglia F3. F3 probabilmente ha sempre l'idea di
cercare di tenere a bada questo alfiere campochiaro e di tenere queste case dove il cavallo nero potrebbe saltare. Qui Carlsen gioca G3. L'idea di G3 è molto semplice: portare il cavallo in G2, portare poi l'alfiere in F4 e cambiare anche gli alfieri scuri. Si vuole cercare di alleggerire il più possibile la posizione per andare in un finale di re e pedone e chiedere la patta al proprio avversario. Qui Nepo gioca G6. Una possibilità era sicuramente quella di giocare torre in E8 e su questo piano di giocare poi in questo modo, per esempio C6, andando a creare una struttura solida, F4, alfiere, cavallo, e qui si poteva giocare in questo modo. Ora o si ritirava per esempio l'alfiere in D7 o si portava il re in D6, che sarebbe stato però sarebbe stato più attivo rispetto al re avversario in D2, quindi questa sarebbe stata una eventualità, ma su G3 Nepo decide di giocare G6. Come vedi, la struttura dei pedoni è piuttosto simmetrica e la simmetria quasi sempre, adesso questo pedone andrà in C6, quasi sempre la simmetria negli scacchi sta a significare una sola cosa: parità. Cavallo in G2, come dicevamo, l'idea è quello di o posizionare il cavallo per chiedere il cambio, ma molto più sensata e obbligata in realtà è alfiere F4 per cambiare gli alfieri scuri. Ora è molto interessante vedere in queste posizioni Nepo come fissa l'avversario. Io penso che di non essere mai stato in grado di guardare negli occhi il mio avversario più di un secondo. Nepo come quasi come una sfida dice: ciao, vediamo se mi cambia anche questo pezzo. Torre 8, F3, e questa è fantastica. F3, i pedoni creano una vera barriera, quella che si chiama barriera. Il nero non può far nulla. Carlsen gioca sulla difensiva ed è pronto a giocare re F2, togliere questo alfiere, portare la torre in E1 e cambiare tutti i pezzi. Un'alternativa per esempio potrebbe essere cavallo F4, alfiere in F5, e attenzione che la torre di Nepo minaccia di andare su E1, quindi qui è obbligata alfiere F1. In caso di alfiere per F5 questa mossa sarebbe troppo forte, perché scacco inchioda praticamente due pezzi, tiene due pezzi a bada, sia l'alfiere che la torre, e quindi dopo una mossa di questo tipo, alfiere per F4, non si può catturare gli alfieri altrimenti si perde la torre, cattura di pedone, e la situazione qui è abbastanza tragica per il bianco. Ma la partita abbiamo detto che invece continua con F3. Cavallo in H5, re in F2, C6, G4, ovviamente la casa F4 non è disponibile per questo cavallo, che deve ritirarsi, e ora questo pedone è veramente veramente forte. Alfiere in F4 e ora il cambio è praticamente forzoso, e abbiamo questa situazione di un alfiere buono, un alfiere di colore opposto a quello della propria barriera di pedoni, e un alfiere cattivo, cioè un alfiere dello stesso colore della propria catena di pedoni. È rilevante in questa posizione? Ma no, assolutamente, anche perché per quanto questo possa essere definito alfiere buono, in realtà va a sbattere contro i pedoni del nero, quindi questo tipo di considerazioni in questa posizione molto chiusa, perché noi sappiamo che gli alfieri sono forti in campo aperto, in una posizione chiusa di questo tipo è molto relativo. G5 e ora cavallo in E2. Non so perché qui Carlsen non ha semplificato, probabilmente riteneva che a seguito del cambio questa casa sarebbe stata troppo forte e questo cavallo sarebbe stato più forte di questo alfiere, quindi probabilmente questa è la valutazione che ha fatto. Cavallo in E2, F5, e ora ci sono due possibilità: H3, che è quella che viene giocata in partita dal bianco, oppure in caso di cattura come poteva andare? Per esempio cattura, si semplifica un pochettino, torre G1 con ottima inchiodatura sul re, H6, F4, giochiamo sempre sull'inchiodatura, e ora il cavallo è pronto per andare a prendersi delle ottime case. Sembra che qui si perda un pedone, ma in realtà dopo cattura, scacco, il re si deve spostare, H per
H4 sempre giocando sull'inchiodatura, ma dopo una mossa di questo tipo il pedone lo si recupera facilmente perché dopo torre G6 la partita è fatta. Ma vediamo, ritorniamo a noi, non è stata giocata la cattura ma è stata giocata invece H3, una mossa altrettanto valida, re in F7, torre in H1 cercando un controgioco sulla colonna H, ma a questo punto seguono una serie di semplificazioni e cambi. Alfiere F5, altra semplificazione, e siamo così arrivati dopo torre H7, obbliga a parare di cavallo in un finale di torre e cavallo. F per G5, Carlsen ha un pedone in più momentaneamente, poiché questo pedone è facilmente recuperabile, basta la mossa Re G6, che è la mossa che viene giocata in partita, dove si difende il proprio cavallo, si attacca il pedone e si attacca alla torre. La torre si deve spostare, si perde il pedone, la posizione è completamente pari. Secondo il motore, Stockfish è 0.00. Ok, torre G3, re in F6 e Nepo qui sbuffa perché dice ok, questa partita è andata in parità, probabilmente mi serviva anche una vittoria per cercare di rifarmi, anche perché una vittoria dal punto di vista psicologico ti fa credere che tu puoi essere in grado di battere il campione del mondo, ma pareggiare, perdere, perdere, pareggiare, perdere non è una cosa tanto buona. Torre F3 e ora chiaramente cavallo F4, l'idea è quella di andare in G6, scacco e prendersi la casa ottimale di questo cavallo che è E5 e ora cavallo G6 sempre per portare il cavallo su questa casa. Il nero può impedirlo? No, tuttavia può cercare di posizionare anche lui stesso un pezzo su una casa eccezionale. Torre 6, l'idea di torre 6 è fare spazio al proprio cavallo che farà questa manovra, che infine si prenderà la casa in E4 e assistiamo proprio a questo tac tac, e qui ovviamente Carlsen impedisce questa manovra perché il cavallo in E4 sarebbe stato molto forte. Carlsen gioca questa mossa intermedia che è torre F7 che minaccia questi pedoni. L'unico modo per impedire alla torre di fare danni è torre in F6, scacco e si minaccia il cambio di torre. Dopo questa mossa qui e dopo re E3 Nepo chiede la patta, Carlsen accetta anche perché non ci sono veramente presupposti per cercare di forzare una vittoria. Bene, anche questo decimo turno si è concluso, partita molto piatta, senza troppe complicazioni, la posizione era molto chiusa e anche semplice se vogliamo, quindi niente, vediamo che cosa ci aspetteranno le prossime partite. Bene, ci vediamo quindi nei prossimi video e a presto, ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!